Si svolgerà giorno 5 febbraio, domenica, la 45esima edizione della Giornata per la Vita, l'iniziativa organizzata dal Movimento per la Vita e da Federvita Sicilia. È supportata dai volontari del CAV di Agrigento. Diverse le iniziative in preparazione della manifestazione. Venerdì 2 febbraio alle ore 20:30 l'adorazione eucaristica per la vita, preceduta dal Rosario per la Vita alle ore 17:30 presso la chiesa della parrocchia della Divina Provvidenza. Il Centro Aiuto alla Vita Don Guanella di Agrigento si prodiga altresì per le donne più bisognose, accogliendole e donando loro un supporto, oltre che economico, grazie al progetto Gemma, anche spirituale per le persone più indigenti. Il giorno 5 noi facciamo una grande festa, festeggiamo la vita. Finalmente dopo 2 anni ritorniamo con le nostre primule in tutte le chiese di Agrigento e della nostra diocesi. Grazie intanto ai nostri sacerdoti che hanno spalancato le proprie porte. Grazie a loro faremo festa tutti quanti. E distribuiremo, come ho già detto, le piantine. Il ricavato, come si sa, serviranno per poter salvare tanti bambini dall'aborto, quindi per fare dei progetti Gemma, e questo per noi è un orgoglio perché tante persone ci sono vicine e tante persone ci hanno aiutato negli anni. È da 2 settimane che lavoriamo su questo per poter fare il meglio. E questa sera ci sarà un'ora di adorazione presso la parrocchia della Provvidenza con i nostri amici della pastorale familiare, e un'ora di preghiera, un'ora davanti a Gesù per pregare a favore della vita e per tutti quei bambini non nati e anche per pregare i bambini nati, che è una grande bellezza. E domani pomeriggio alle 5 ci sarà il Santo Rosario sempre presso la parrocchia della Provvidenza, e poi dopo la celebrazione eucaristica la benedizione delle mamme in gravidanza. Anzi, questo è un invito, venite in tanti perché sarà un bellissimo pomeriggio. Allora, il CAV è aperto il giovedì mattina dalle 10 alle 12 per distribuire alimenti e prodotti per i bambini. Da quest'anno abbiamo aperto anche uno sportello di ascolto, di accoglienza il venerdì pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30. Quindi chiunque vuole venire bussa alla nostra porta e noi siamo pronte ad accogliere e soprattutto ad ascoltarli. C'è un'assistenza medica? Sì, abbiamo un ginecologo di Agrigento che ci dà una mano anche a fare delle ecografie, è gratuito fare dei controlli particolari. Tante sono le iniziative che stiamo prendendo per il futuro, tra questo quello di sfondare la porta delle scuole per fare attività per i giovani, e vedremo in seguito di fare anche dei protocolli di intesa, ripeto, con le scuole per parlare dei nostri problemi, dei problemi sociali, l'aborto, la vita e tutto il resto, tutto quello che poi è necessario. Io appunto volevo illustrare le attività che il nostro CAV svolge, possiamo dire anche quotidianamente, perché anche se non siamo aperti alle nostre assistite siamo sempre disponibili con un telefonino che è attivo 24 ore su 24. Il nostro CAV ha lo scopo appunto di incontrare e di aiutare quelle mamme che si trovano ad affrontare una gravidanza difficile o non voluta. Le proposte alle mamme per continuare a portare avanti la gravidanza sono diverse. Intanto iniziamo con l'ascolto, perché per noi è molto importante dare un incoraggiamento. La prima cosa principale, oltre l'aiuto economico, è quello di non farle sentire sole e quindi dare un incoraggiamento e un sostegno a portare avanti questa gravidanza. A questo si affianca naturalmente, quindi oltre alla nostra presenza fisica, anche il nostro aiuto economico con la distribuzione della spesa, dei pannolini, degli omogeneizzati, dei vestitini, del corredino, delle culle e tutto quello che può servire ad una mamma in gravidanza e a un bambino che deve nascere. E a questo aggiungiamo, se ci sono delle difficoltà economiche serie, aggiungiamo l'aiuto del progetto Gemma, che consiste ora in un aiuto mensile di 200 euro per 18 mesi, che va bene, non risolve la situazione economica, però è sempre un aiuto e un sostegno per portare avanti questa gravidanza. Al nostro servizio
qui al Don Guanella. Si aggiunge anche il servizio di SOS Vita, proposto appunto dal Movimento per la Vita italiano. SOS Vita consiste appunto in un numero verde a cui si può rivolgere qualsiasi donna che si trova appunto in una situazione di gravidanza difficile, o una ragazza che scopre di essere incinta e quindi ha bisogno di avere un sostegno o un aiuto, diciamo. Certo, ecco. Questo numero verde fa capo a 4 telefonini in Sicilia, 4 telefonini appunto con delle voci che risponderanno, naturalmente di operatrici che hanno fatto dei corsi e si sono preparati ad affrontare appunto questo servizio. Verranno distribuiti poi dei gadget così che metteranno appunto, diffonderanno questo numero verde proprio per potenziare l'SOS Vita. Basta. Sarò presente nella parrocchia Madonna delle Grazie di Agrigento per affrontare con grande carica questa bellissima giornata e poter dare aiuto a questi bambini che sono il nostro futuro e che sono anche la gioia un po' di tutti. Ecco, la situazione qual è qui al Don Guanella? Facciamo un po' una fotografia, le persone vengono, hanno bisogno di aiuto? Assolutamente, per fortuna ci vengono a cercare e noi li sosteniamo con gli aiuti che il centro offre. Per cui cerchiamo di stare più vicino possibile a queste mamme che ci chiedono aiuto. Ovviamente oltre che essere un aiuto fattivo è anche un aiuto morale e spirituale. Assolutamente, assolutamente, come diceva poco fa la mia collega, diamo soprattutto un sostegno morale, perché una donna che si trova in difficoltà ha bisogno più che altro di sentirsi vicina a un'amica che l'aiuti in questo percorso difficile che si trova davanti. Il Don Guanella è sempre disponibile? Assolutamente sì, quando hanno bisogno noi ci siamo.